fu scoperta tra il 1977 e il 1978 circa, durante la rimozione di blocchi trachitici per la realizzazione delle case coloniche di Baldeddu. Quindi la soprintendenza, in accordo con la famiglia proprietaria del terreno, decisero di avviare gli scavi e i rilievi. La tomba, isolata in un banco roccioso rivolto ad est, si trova a 600 metri dalla necropoli più nota del territorio, quella di Sumurrone. La particolarità che contraddistingue questa tomba è un ricchissimo apparato decorativo e simbolico che presenta un unicum nel panorama isolano. La presenza di blocchi allineati affioranti suggerirebbe la similitudine alla tomba della Biete di Perfugas che visitammo anni fa. La tomba si presenta con un piccolo padiglione d'entrata, una porticella rettangolare decorata a cornice e un'anticella che misura circa 1,60 m per 1,24 m con un'altezza scarsa di 1 metro. Presenta, anche se in piccole parti, delle tracce di ocra rossa. Sebbene la stratificazione archeologica dell'ambiente sia risultata alterata da un ripetuto utilizzo nelle fasi pre-protostoriche e storiche, i materiali rinvenuti più antichi appartengono al periodo eneolitico tra il IV e il III millennio a.C. Secondo me è qui sotto comunque. Entrando nell'anticella, nella parte destra della parete, si trovano ben 2 motivi. Uno, da cui ho avuto conferma in uno scritto della professoressa Tanda, sembrerebbe alquanto una spada. Il secondo motivo è una doppia spirale asimmetrica, mentre frontalmente, nella parete d'ingresso, sono presenti delle figure corniformi e delle figure a V. Aspetta, sto guardando tutto. Questi elementi simbolici si riferivano a credenze religiose legate all'aldilà e alle divinità che accompagnavano e custodivano l'esistenza ultraterrena dei defunti, ma allo stesso tempo si facevano garanti del ciclo della vita. Con Marina stiamo cercando. Oh, l'ha trovato, perfetto. Dal territorio di Chiaramonti, Sassari, la Domus de Giannas di Baldeddu. Ruota al telefono e buona visione. Finalmente l'abbiamo trovata. Ci ha fatto un po' penare, però. Eccoti qua. Se vediamo velocemente come si comporta. Facciamo la luce. Eccoti qua. Fantastico. Adesso la metteremo in controluce alla parete, così potete ammirare meglio che cosa hanno decorato le antiche sale. Quindi, come vedete, il passaggio è ancora coperto completamente da scavare. Fantastico, ragazzi. Chissà che tutto ci sarà lì dentro.
Questa sembra una spada. Ok. Uno. Ne faccio anche col telefono un paio, così abbiamo più. Trampi. Ok. Ok, Marina ha finito il suo reportage fotografico. Adesso faccio qualche altra ripresa io. Ok. Allora, questa risulta sopra la Domus praticamente. Vedo parecchio materiale terroso, è un piccolo avvalamento, quindi non vorrei che il materiale che si trova all'interno risalisse al crollo della stessa Domus. Vero?